Direttore, Ruote nella storia non finisce mai di emozionare. Ormai è una macchina del tempo, ma senza tempo e senza sosta, anzi con tantissime soste. Questa è quella di Nardò. Com'è stata l'accoglienza? Come ha trovato questa cittadina? Nardò è splendida, bellissima, ci ha accolto con entusiasmo, con calore. L'idea di fare una come dire, manifestazione diffusa, una manifestazione che vive nelle piazze più belle di questa città è fantastica, ha avuto un pieno successo, ha permesso ai cittadini, ai turisti, ai curiosi di godere di questa città nel guardare, nel cercare le auto storiche che partecipano all'evento. Quindi una bellissima idea che valorizza ancora di più il format Ruote nella storia, format 10 storico di grande successo. Che dire, è chiaro che io ne parlo in modo un po' partigiano, ma sono veramente felice del successo che sta anche quest'anno riscuotendo Ruote nella storia. Quest'anno superiamo 80 eventi e le richieste sono sempre più in crescita. Siamo felici che la gente abbia colto, gli appassionati, il pubblico, le istituzioni locali abbiano colto lo spirito di questa manifestazione. Una manifestazione popolare che coinvolge appassionati e cittadini, curiosi, turisti, questa aggregazione, questa condivisione di bellezza delle auto e del territorio e di queste splendide località come Nardò è veramente una formula vincente. Mostrare le bellezze d'Italia, i luoghi più belli d'Italia a bordo di auto d'epoca sembra essere proprio la chiave del successo di questo evento itinerante che da essere riservato ai possessori di auto si è trasformato in un evento popolare, amato da tutti. Esatto, ma diciamo che si uniscono varie esigenze che diventano delle opportunità, ossia noi vogliamo promuovere la cultura dell'auto storica, ma vogliamo anche promuovere la bellezza e la cultura dei nostri territori, delle nostre città, delle opere d'arte, dei paesaggi, dell'ambiente. Quindi, come dire, abbiamo cercato di realizzare questo mix in un modo semplice, accessibile a tutti e cercando di, come dire, grazie anche alla capacità dei nostri Automobile Club di inventare eventi nuovi, località che non sono mai state toccate da altre iniziative, valorizzare un castello, un'abbazia, le belle piazze di una città, le tradizioni del territorio. Ci permette di portare in giro per l'Italia in una ideale carovana culturale le nostre auto storiche, di tutti, le auto storiche di tutti gli appassionati che hanno piccole, grandi, importanti o meno importanti auto del passato che sono legate ai loro ricordi e ai loro affetti, portarle in giro per l'Italia e come dire, unire questa gioia, questa passione a quella dei tanti curiosi, dei cittadini, dei turisti che possono integrarsi con l'evento. Quindi è un evento che genera coinvolgimento e perciò continueremo e cercheremo di portarlo in tanti altri territori che finora non abbiamo toccato.